Cagliari esce sconfitto dal sistema arbitrale nel match al San Paolo. Sono gli arbitri con il loro atteggiamento, con la loro reverenza, che addirittura adesso utilizzano anche il VAR per poter mettere in atto quella che è la loro disponibilità al potere a condizionare la gara, decretando un calcio di rigore che non è assolutamente una certezza e quindi tradendo il principio stesso del della VAR come strumento per tentare di aiutare gli arbitri. Va aiutato l'arbitro solamente quando l'errore è chiaro e non nell'interpretazione che viene messa in discussione da chi è davanti alla telecamera, condizionando poi chi aveva già deciso in mezzo al campo. Al di là di questo è stata una partita combattuta con Maran che è stato bravissimo a neutralizzare il Napoli decisamente più forte come dicono i numeri, lo stratega è stato Maran. Andiamo a vederli questi numeri con i tiri totali che sono 17-4, i tiri in porta 8-2, frutto di un'egemonia che ha visto il 66% di possesso palla contro il 34% del Cagliari, 6 tiri in porta da area di rigore, 9-2 i tiri da fuori, 1-6 le parate. E qui c'è già il primo segreto del Cagliari, questo straordinario portiere che è Alessio Cragno, che continua a fare la differenza, a compensare alle differenze che il Cagliari ha. Occasione a gol 8-1 per il Napoli, 4-2 fuori gioco, 6-2 i corner, falli fatti 11-12, passaggi riusciti, anche qui dominio del Napoli 416-247, quelli tra riusciti e tentati l'89%, quindi Napoli è anche parecchio preciso contro il 72% del Cagliari, 32-22 passaggi lunghi, 153-64 quelli medi, 231-161 quelli corti, 34-17 le 6 manovrate, il doppio. Malgrado tutto questo la strategia di Maran ha pagato, perché il Napoli non ha trovato il gol se no dopo, inseguendo la squadra del rossoblù dopo tantissime occasioni, quindi per Maran il voto è 6,5, lo stratega. Chiaramente per poter riuscire un piano di questo tipo c'era bisogno della disponibilità totale dei calciatori che hanno risposto alla grande a quello che chiedeva il tecnico, con una prova maiuscola di moltissimi di loro, a partire da Alessio Cragno, come abbiamo detto, altre 6 parate decisive in un paio di occasioni veramente strepitose, con la palla che sembrava già in gol. 7 per Cragno, il supereroe della squadra cagliaritana. Cacciatore, il voto è 6, lo abbiamo definito l'incolpevole perché quel fallo di mano non era da calcio di rigore, la decisione giusta Chiffi l'aveva già presa nel corso della partita. 42 palloni giocati, 22 andati a buon fine, 2 recuperi palla, una palla persa, la prova era positiva, era sufficiente per Cacciatore e noi lo manteniamo questo voto. 6 per l'incolpevole, 6 anche per Cepitelli, la garanzia, ha giocato pochi palloni rispetto al solito, appena 26, ma sono andati a buon fine 22, un'altissima media, 3 recuperi palla, una palla persa, la solita garanzia al centro della difesa. Romagna, anche lui grande partita, sempre pronto quando viene chiamato, il voto è 6 per Romagna, 36 palloni giocati, 28 andati a buon fine, 2 recuperi palla, un solo pallone perso. Lico Iannis, il voto 5,5, disciplinato, ha giocato 33 minuti, ha effettuato 33 passaggi, 21 dati a buon fine, 2 recuperi palla, una palla persa, una prova del tutto positiva, se non fosse per quella chiusura in diagonale che ha mancato nel momento in cui è andato in gol Mertens per il gol dell'1-1. De Iola, voto 6, non è stata del tutto positiva la sua partita, soprattutto in termini di precisione, 21 palle giocate, solamente 9 andate a buon fine, 2 recuperi palla, 3 palle perse, era una prova da 5,5, ma poi l'ha caratterizzata con 2 spunti dei suoi da lottatore, uno recuperando il pallone che poi Barella ha trasformato in cioccolatino. Se il voto quindi per De Iola 6, il combattente giocando di più secondo me potrebbe conquistare ancora di più gli automatismi della squadra. Ciganini ha fatto una partita strepitosa, 7 anche per lui, 58-42 i passaggi, le palle giocate e quelle riuscite, 58 le palle giocate e 42 quelle riuscite, ben 7 recuperi palla, 3 palloni persi, 7 per Ciganini che è stata la stella polare del Cagliari. Dionizza 5,5, anche per lui mezzo punto per l'espulsione che ha caratterizzato il finale, 25 palloni giocati, 18 nel confine, 4 recuperi palla, 2 palle perse, lui c'è sempre, è il tamburo l'abbiamo definito, colui che comunque il suo ritmo lo segue sempre in ogni partita e lo ha fatto anche contro il Napoli.
il giocatore migliore in campo è stato Nicolò Barella e non è un caso, l'abbiamo soprannominato l'energia. 33 palloni giocati, 22 andati a buon fine, altissima la media, 8 recuperi palla, 4 palloni persi, un assist meraviglioso. Barella 7,5, l'energia. Dopodiché andiamo su Cerri, ha voto come voto 6, lo abbiamo soprannominato il capo stazione, è stato lì a dirigere la squadra, a tenere il pallone, a farla salire. 39 palloni giocati, 27 andati a buon fine, 3 recuperi palla, un solo pallone perso per Cerri, voto positivo, prova positiva, anche se da lui ci aspettiamo qualcosa in zona d'attacco, ma è stata veramente una buona prova per Alberto Cerri. Pavoletti, il voto è 7, il bomber della squadra, 22 palloni giocati, 15 andati a buon fine, un gran gol, 2 recuperi palla e 3 palloni persi. Voto 7 per Pavoletti, il bomber. Quando è entrato João Pedro non ha fatto rimpiangere chi è uscito, buona la sua prova, sufficiente come quella di Cerri. 6 il voto, la staffetta. Pisacane senza voto è entrato negli ultimi minuti, 14 per così dire giocati, quelli questi 14 sono stati giocati a malapena 6 o 7, e poi Padoin 6 il voto, ha giocato 32 minuti, ha avuto un'occasione anche per segnare un tiro purtroppo centrale, il sempreverde lo abbiamo soprannominato Simone Padoin. E andiamo quindi a riassumere i voti con i relativi attributi. Maran 6,5, lo stratega, Cragno 7, il supereroe, Cacciatore 6, l'incolpevole, Cepitelli 6, la garanzia, Romagna 6, sempre pronto, Nico Iannis 5,5, disciplinato, De Iola 6, il combattente, Cigadini 7, la stella polare, Ionizza 5,5, il tamburo, Barella il migliore in campo 7,5, l'energia, Cerri 6, il capostazione, Pavoletti 7, il bomber, João Pedro 6, la staffetta, Pisacane senza voto, Padoin 6, il sempreverde. Se lo volessimo dare un voto all'arbitro, arbitri e relativo VAR 3, perché hanno una volta macchiato, ancora una volta macchiato il calcio con quella che è la loro reverenza.